Ci troviamo al Citafiera con due delle volontarie dell'Associazione Ucraina Friuli e quindi chiediamo a loro cosa sta succedendo al Citafiera, qual è la risposta delle persone e qual è anche l'impegno quotidiano vostro. Noi siamo un'associazione Ucraina Friuli che lavora sul territorio friulano da molti anni. In questo momento noi siamo qui presso il Citafiera, che gentilmente la famiglia Bardelli ci ha concesso questo spazio a tempo indeterminato finché c'è bisogno. Noi siamo qui tutti i giorni dalle 8:30 alle 8:30. Noi chiediamo gentilmente alle persone, chi può, come può, aiutarci. Noi abbiamo bisogno di alimentari a lunga scadenza, biscotti, grissini, pasta, alimentari per i bambini omogenizzati, latte in polvere, i vestiti per i bambini di ogni età e le donne, possibilmente caldi, le scarpe comode, scarponi, le medicine, antibiotici, antidolorifici, antinfiammatori, anche le medicine ad uso ospedaliero. Chi può aiutare anche col volontariato, magari. Non abbiamo turni, ogni persona che viene qui a darci una mano è benvenuta, non viene, c'è sempre lavoro da fare. Ci organizziamo, diciamo chi cosa deve fare, ognuno ha il suo compito. C'è una persona che risponde costantemente al telefono, il numero che lo troverete sul nostro sito. Per favore, abbiamo bisogno di una solidarietà da parte di tutti. Ok, e dopo la raccolta, voi quindi inserite il materiale negli scatoloni e poi come avviene la consegna? Oltre a questo punto dove ci troviamo ora, abbiamo il magazzino che si trova a poche centinaia di metri da qui, accanto, sempre della Citafiera, sempre offerto dalla Citafiera naturalmente. Per cui noi tutto quello che vede stiamo smistando nel pomeriggio verso il magazzino e da lì vanno caricati camion, pullman, tutti i mezzi che troviamo. Ieri ad esempio è già partito ieri sera alle 9 di sera primo pullman caricato per Kiev. Abbiamo naturalmente compagnie di trasporto, dogana di Gorizia che ringraziamo, offerto subito camion per sabato mattina, vuoto 90 metri cubi. Dunque c'è tantissimo, poi 4 camion che sono fermi tra Fernetti, Pordenonese e quant'altro, e dunque logistica, tutto questo ci stiamo coordinando. Naturalmente abbiamo bisogno di solidarietà e aiuto di tutti quanti, come diceva Anna. Ringraziamo tantissimo perché davvero c'è stata una mobilizzazione, è stato aperto altro ieri, tra tutto il shock subito penso da tutti noi. E in poco tempo tantissime richieste di portare delle persone, soprattutto verso la sera e pomeriggio, che naturalmente tanti lavorano.